La prefettura di Padova sta valutando l'ipotesi di istituire le zone rosse in città al fine di innalzare il livello di sicurezza percepita, munendo le forze dell'ordine di ulteriori strumenti utili a un efficace controllo del territorio. La decisione è comunicata con una nota ufficiale del prefetto Giuseppe Forlenza dopo la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia alla quale hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e il comandante provinciale della Guardia di Finanza. Durante il vertice a Palazzo Santo Stefano è stata analizzata la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in città e in provincia alla luce dei recenti fatti di cronaca, brillantemente risolti dalle forze dell'ordine, ha sottolineato il prefetto. Già lo scorso 31 dicembre Forlenza aveva chiesto di avviare le analisi necessarie a valutare l'adozione delle cosiddette zone rosse, uno strumento di cui sono state dotate le prefetture da parte del Ministero dell'Interno. Dalle analisi è emersa l'opportunità di portare avanti il progetto e così il prefetto di Padova ha chiesto al questore di individuare e delimitare le aree più adatte e più bisognose di interventi eccezionali, partendo da quelle già da mesi oggetto di sistematici controlli interforze. È uno strumento utile con il quale incidere nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità diffusa, ha detto il prefetto. Dopo le analisi delle forze di polizia e dopo aver condiviso i risultati con gli enti locali interessati, si valuterà quindi l'adozione dei provvedimenti anche nella provincia di Padova. La sicurezza delle nostre città passa attraverso nuove sfide. Appoggio la decisione del prefetto di Padova che ha incaricato il questore di individuare delle zone rosse. Ogni iniziativa che aumenta la sicurezza dei nostri cittadini e facilita il lavoro delle nostre forze dell'ordine è benvenuta. Il prefetto ha correttamente annunciato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che vedrà anche la presenza del comune. In quella sede, all'esito del percorso di istruttoria annunciato, avremo modo di capire meglio lo strumento e portare il nostro contributo. Questo è il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani.